E adesso andiamo a Perugia, Perugia-Parma, Antonello Brughini. Quanti ricordi e quante sfide, soprattutto in Serie A tra Perugia e Parma. Si affrontano due squadre costruite bene in estate e che puntano senza mezzi termini alla promozione nel massimo campionato italiano. Sugli spalti dello stadio Renato Curi poco più di 8.000 spettatori. Il Perugia, secondo in classifica, è imbattuto. Il Parma è reduce dal KO casalingo contro il Brescia. Subito le formazioni, partiamo dal Perugia. Il 4-3-1-2 disegnato alla fine da Federico Giunti. Oggi all'esordio in panchina sulla panca del Perugia. Antonio Rosati è il portiere, Zanon, Volta, Monaco e Pagliaz in difesa, Brighi, Colombatto e Bandinelli in mezzo al campo. Buon aiuto il trequartista, Han, il nordcoreano, e Di Carmine formano il tandem d'attacco. Dall'altra parte, come detto, il Parma di Roberto D'Aversa, 4-3-3, Frattali in porta, Jacoponi, Di Cesare Gaiolo e Scaglia in difesa, Desi, il grande ex, Munari e Barilla in mezzo al campo. Il tridente offensivo è formato da Siligardi, Calaiò e Baraier. L'arbitro della partita è Davide Gherzini di Genova. Perugia adesso c'è il sole, ma il tempo è variabile, 22 gradi la temperatura studio. Perugia, dove si gioca da 12 minuti e dove siamo in parità, è 0-0 tra Perugia e Parma, squadre allungatissime e rapidi capovolgimenti di fronte. Qualche istante fa, era esattamente il 10° minuto, Perugia vicinissimo al gol, ha fatto tutto da solo Samuel Di Carmine, 2 gol fin qui in campionato, praticamente dalla tre quarti è partito, si è portato il pallone sul destro e all'altezza dei 16 metri ha scagliato appunto un potente rasoterra che è finito sul fondo, ma di pochissimi centimetri alla sinistra del portiere Pierluigi Frattali. Dunque pericolo per il Parma. Adesso siamo al 13° minuto, Perugia 0, Parma 0, Foggia. Con Alessandro Ligi quasi Perugia in vantaggio, è il 17° minuto e ha segnato ancora lui, ha segnato il nordcoreano Wang Son-han. Dunque cambia il parziale allo stadio Renato Curi, Perugia 1, Parma 0, il gol di Han. A te la linea. Perugia. E allora segna sempre lui, ancora Wang Son-han, il nordcoreano, 19 anni appena compiuti, un giocatore di proprietà del Cagliari, al 5° gol in 4 partite. È lui dunque che ha sbloccato la situazione del Renato Curi. Adesso siamo al 19° minuto, il Perugia è in vantaggio sul Parma per 1-0. Azione insistita della formazione umbra allenata da Federico Giunti. C'è stata una bella giocata del numero 11 Cristian Buonaiuto dal settore di destra, ma ancora il Perugia che attacca, ancora Samuel Di Carmine, ma stavolta si alza la bandierina del primo assistente per segnalare la posizione irregolare dell'attaccante del Perugia. Dicevamo dunque di Han che si è trovato prontissimo praticamente a pochi centimetri dalla porta e ha infilato il portiere Frattali. Dunque gol facile ma preziosissimo per la squadra umbra. Come detto, adesso in vantaggio sul Parma per 1-0. Il minuto è il 20° e noi andiamo a Foggia. Perugia 1, Parma 0, la rete del nordcoreano Han al 18° minuto, per lui 5° gol in 4 partite. Han svelto, molto svelto, a capitalizzare di testa la respinta della traversa sulla spaccata di Buonaiuto. È stato un primo tempo ben giocato dal Perugia, meritatamente in vantaggio, una squadra, quella allenata da Federico Giunti, determinatissima, che sa veramente quello che vuole. Fin qui pochissimo Parma, non si sono praticamente mai visti 3 attaccanti Siligardi, Calaiò e Baraier. Eccole qua le due squadre in campo, tra poco dunque l'inizio del secondo tempo. Perugia 1, Parma 0, andiamo a Foggia da Enzo Del Vecchio. A Perugia la squadra di casa è andata vicinissima al raddoppio qualche istante fa con Cristian Buonaiuto, che non è riuscito a finalizzare un contropiede veramente micidiale. Adesso invece c'è un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, c'è Colombatto sul pallone, la parabola a rientrare dell'idolo argentino, l'uscita con i pugni di Frattali che allontana il pallone. Ancora Perugia, attenzione, c'è Samuel Di Carmine all'interno dei 16 metri avversari, può ripartire rapidamente invece il Parma con questo pallone indirizzato al numero 33, l'ex di turno Jacopo Desi. Il raddoppio dell'Empoli, la differenza. Il raddoppio del Perugia è il 6° minuto e stavolta ha segnato Cristian Buonaiuto. Cambia ancora il parziale allo stadio Renato Curi, Perugia 2, Parma 0. A te la linea. Grazie ad Antonello Brughini. Andiamo a Perugia, dove quindi la situazione è cambiata. Adesso la squadra di casa allenata da Giunti è in vantaggio sul Parma per 2-0. Al 6° minuto della ripresa il gioiello di Cristian Buonaiuto, maglia numero 11. Buonaiuto che si è liberato di Scaglia ai 20 metri e poco prima di entrare in area ha fulminato Frattali con un destro potente e preciso. Naturalmente delirio biancorosso, tutti in piedi i 9.000 spettatori dello stadio Renato Curi. Perugia che attacca ancora, siamo al 10° minuto, Perugia 2, Parma 0, Foggia.
E gli applausi che sentite in sottofondo sono tutti per il nordcoreano Hwang Son-ang, che ha abbandonato il terreno di gioco, al suo posto l'ex Provercelli Mustacchio. Han, come detto, a segno anche in questo sabato, per lui 5 gol in 4 partite, veramente un fenomeno. Siamo al quarto d'ora allo stadio Renato Curi, sempre il doppio vantaggio della formazione di casa. Perugia 2, Parma 0. È corso ai ripari, attenzione però all'attacco del Parma. Dicevamo che qualche istante fa è corso ai ripari Roberto D'Aversa, il timoniere della formazione emiliana. Fuori contemporaneamente Munari e Barilla, al loro posto Di Gaudio e Scozzarella. Comunque è un Parma vivo che 3 minuti fa è andato vicinissimo al gol, prima con Siligardi e poi soprattutto con Baraye. In quest'ultimo caso c'è stato il mezzo miracolo sportivo del portiere del Perugia, Antonio Rosati. 15 minuti, Perugia 2, Parma 0, Foggia. 18 minuti al Curi, Perugia 2, Parma 0. Attacca il Parma, è un Parma abbastanza convinto ma impreciso sotto rete. Adesso ci prova la formazione di D'Aversa partendo dal settore di destra con il solito Sinigardi che si accentra. Siamo all'interno dei 16 metri del Perugia, il cross, la deviazione sotto misura di Gaudio, sembrava fatta la deviazione di destra di prima intenzione, e c'è ancora la super parata di Rosati. Parma vicinissimo al gol ma non cambia la situazione. Adesso siamo al 19° minuto, Perugia 2, Parma 0, Foggia. Ora Candreva da destra, Ancora un gioiello e la perla ancora di Cristian Buonaiuto. Dunque il terzo gol del Perugia cambia ancora la situazione, è un delirio allo stadio Renato Curi. Perugia 3, Parma 0, in gol ancora Buonaiuto. A te la linea, Francesco Repice. d'accordo Brughini. Che giornata per il Perugia, dunque la squadra di casa allenata da Federico Giunti adesso è in vantaggio sul Parma per 3-0 al 23° del secondo tempo. Dunque la doppietta di un indemoniato Cristian Buonaiuto, dunque per lui 2 gol questo pomeriggio allo stadio Renato Curi e un gol fotocopia di quello messo a segno al 6° minuto del secondo tempo, perché Buonaiuto, attaccante maglia numero 11, attenzione ancora però al Perugia che attacca ancora, il cross dalla sinistra, lato corto dell'area di rigore, il cross di Bandinelli deviato in corner, dunque ci sarà un calcio d'angolo in favore dei Grifoni. Dicevamo gol fotocopia perché Bandinelli si è liberato di un diretto avversario all'altezza dei 20 metri, posizione centrale, e poco prima dell'ingresso in area di rigore, come appunto successo al 6° minuto, ha scaricato un destro potentissimo che si è infilato nell'angolo basso alla sinistra di Pierluigi Frattali. Praticamente gol fotocopia. Calcio d'angolo ancora in favore del Perugia, mentre cresce a dismisura l'entusiasmo dei tifosi biancorossi del Perugia. Adesso il minuto è il 25°, Perugia 3, Parma 0, Foggia. L'Inter qui sta conducendo Alessio Scida di Crotone. Scusa Repice, ma c'è il finale anche dello stadio Renato Curi. Perugia batte Parma 3-0. A te la linea. Grazie Antonello Brughini.